Un colore grigio per tutti i contenitori perché è garanzia di plastica riciclata, diversi colori per i coperchi che cambiano rispetto a quelli che hanno caratterizzato sinora la raccolta differenziata che noi cittadini conosciamo. A dare notizie della rivoluzione è ETRA. Partiremo con gradualità, con calma, i cittadini che hanno i loro bidoni sani li possono continuare a utilizzarli, sostituiremo quelli che si rompono nel frattempo e daremo quelli nuovi ai nuovi residenti. Noi avevamo calcolato che la sostituzione di tutti quanti i bidoncini che diamo ai nostri cittadini avrebbe comportato una spesa di 10 milioni, un conto è farlo nell'arco di qualche anno, un conto è farlo tutto in un anno. L'impatto sarebbe stato devastante per le bollette. Questi diversi colori: il vetro avrà il coperchio verde, plastica e metalli giallo, carta e cartone blu, verde, ramaglie beige, umido e organico resterà marrone e secco sarà grigio. Un ulteriore passo importante è il nuovo alfabeto cromatico che ci permetterà di adeguarci alle normative europee e quindi di far sì che i nostri cittadini che si recheranno all'estero sapranno riconoscere immediatamente i bidoni da utilizzare per la differenziata e naturalmente viceversa gli stranieri che verranno ospitati nel nostro paese potranno a loro volta riconoscerlo. I comuni di ETRA sono adesso al 76,5% di raccolta differenziata. L'obiettivo è raggiungere a breve l'84%.